Antonello, padrone di casa di questa manifestazione, tanto impegno per tanto tempo, tanti giorni, e siamo arrivati finalmente a questa bella serata. Buonasera a tutti, un ringraziamento a tutti voi qua presenti, un ringraziamento a Emanuele e a tutte le associazioni che hanno voluto far festa con noi per Ballus Mucodare Berritta. Niente, mi preme fare un saluto a una nostra ballerina che oggi, quando siamo arrivati dalla processione, si è fatta male, quindi stava ballando, stava coltivando e gioiendo nella sua passione, ballando il ballo sardo. Spero che presto torni fra noi. Un abbraccio a Erika, anche se ora non ci può sentire perché comunque è in ospedale, e spero che presto torni fra noi a ballare. Vorrei ringraziare tutti voi presenti a nome di tutta l'associazione Gruppo Folk Sant'Anna Tortolì. Volevo fare poi un ringraziamento a tutte le famiglie della nostra associazione, dai genitori, ai nonni, agli zii e a tutta la comunità di Tortolì che ha accolto questo invito nei festeggiamenti di Sant'Anna, la nostra nonna, la mamma di Maria Santissima che ci protegge, e visto che noi l'abbiamo come patrona abbiamo scelto di onorarla in questa maniera. Un ringraziamento a tutti voi, agli amici del comitato del centro storico, all'amministrazione comunale di Tortolì che hanno collaborato con noi, e non volevo dimenticare al coro femminile Sant'Anna che ci ha aiutato stasera nel dare da mangiare a tutti i nostri ospiti che hanno cenato con noi in tensostruttura. Voglio ringraziarvi e voglio augurarvi di festeggiare Pomedas Annus, Totus Impari, Sant'Anna, Ballus Mucodare Berritta e Savesta in Tortolì. Atrus Annus con saluti. Grazie Antonello, grazie.